ma sono padovano e non riesco a capire, non riesco a capacitarmi del perché il friularo, ma come altri prodotti, ma oggi parliamo di questo, il friularo non abbia il posto nel mondo che merita, come ce l'ha il Prosecco nel Trevigiano o come ce l'ha l'Amarone nel Veronese. Non ha nulla da invidiare a questi vini, anzi, secondo me è addirittura meglio. Cioè, guardate, adesso ho fatto i complimenti al Presidente perché è giovane, ha entusiasmo, ha idee, c'è effervescenza, ma il friularo è bello, è anche buono, cioè, il packaging è straordinario, il contenuto è meraviglioso. Io ogni tanto sento dire, ma è un vino, sai, impegnativo, e per forza, cioè, questo dei vinetti li lasciamo ad altri luoghi. Quindi davvero io ti ringrazio per il lavoro che stai facendo, perché finalmente si è capito che noi abbiamo delle potenzialità straordinarie, ma dobbiamo dirle, dobbiamo raccontarle, perché se siete io a conserve, sì, bevo a conserve, ma non lo sa nessuno. Ecco, qui c'è l'importanza del sistema anche della pubblica amministrazione, il comune, la regione, tutti assieme, associazioni di categoria, tutti assieme dobbiamo raccontare questi nostri prodotti straordinari, meravigliosi, perché pare che in Veneto sia Prosecco e Amarone. Non è vero, il friularo è per me meglio ancora dell'Amarone, è buonissimo, è straordinario, è un vino che può essere un vino da meditazione, te metti là davanti al caminetto con ombra, è bellissimo, ha dei profumi eccezionali, se te la costata, cosa ha saputo mangiarla la costata se non con un friularo? E addirittura ti arrivi qua la sera, stufo, magari te un incontro con Giordano, pesantissimo, arrivi qua, stappi una bottiglia di friularo, ti metti là davanti al caminetto e senti questi profumi, queste essenze che ti fa ricordare il territorio, così di nuovo. Quindi davvero complimenti Presidente, perché avete fatto state facendo un'opera straordinaria e noi dobbiamo essere al vostro fianco per raccontare il nostro territorio con questi prodotti meravigliosi. Qui per il motivo che probabilmente faccia essere male portati in parte, ma non lo so. Io oggi sono